Consigliere, a te. Grazie e ovviamente buonasera a tutti. Veramente grazie di cuore che siete venuti in tanti ad essere lietati da questa musica, dall'Orchestra Sinfonica del Veneto e del concerto appunto dell'Epifania. Io ringrazio veramente di cuore l'Orchestra Sinfonica del Veneto che ha voluto appunto allietarci, ma soprattutto regalarci, diciamo così, questa serata. E io veramente vi ringrazio, nel portarvi ovviamente i saluti del Consiglio regionale del Veneto, del Presidente di Cazzai e tutti i colleghi. Faccio veramente un applauso, è un'orchestra sinfonica giovane, nata grazie appunto al rapporto pubblico-privato e ovviamente in questo 2023 ha dimostrato veramente saper operare sia in campo nazionale che in campo internazionale. Io ho avuto modo appunto attraverso il Consiglio regionale di poter seguire diciamo così in delegazione in alcuni aspetti, in alcune situazioni. Mi ricordo a Bruxelles nel Parlamento europeo, che come prima appunto Federica accennavi, è stata veramente un'emozione importante perché di fronte a tutto il palcoscenico europeo i rappresentanti dei parlamentari veramente abbiamo portato qualcosa del nostro Veneto, ma soprattutto abbiamo portato la volontà di portare avanti un unico messaggio che è di fatto il concerto era quello proprio il concerto della pace. E poi dopo 800 anni all'Università di Padova, al Cinema di Venezia, piuttosto che per il decennale del pontificato di Papa Francesco, siete ritornati di nuovo in questo ultimo periodo di nuovo a Roma, dunque veramente, e ritornerete in primavera da quello che mi risulta, dunque a maggior ragione veramente un applauso perché state valorizzando sempre più i giovani ed è questa la vostra missione proprio per renderli ancora più funzionali nell'aspetto musico-artistico-culturale. Dunque veramente un applauso e un ringraziamento per quello che voi avete dato questa sera alla nostra città. Mi permetto di chiamare, se posso, l'artista Mella Calamini perché vi ho omaggiato visto che lei è una pittrice, un piccolo regalo appunto per l'Orchestra Sinfonica del Veneto, per il maestro il tenore Cristian Ricci, che ormai è di casa e ci fa solo che piacere. Mella Calamini.